slow drag of an unfiltered Marlboro Red. And I'm taken back with every drag. Dopo il video sul sentiero Rilke, oggi voglio condividere con voi l'intero itinerario che io e mia moglie abbiamo fatto in quel giorno. Siamo partiti infatti dal villaggio del Pescatore, che si trova alla periferia di Monfalcone. Siamo passati, come si vede nel video, per Duino, per Sistiana e per Portopiccolo. Ma poi abbiamo proseguito per Grignano e ovviamente ci siamo fermati a vedere il castello di Miramare e il suo meraviglioso parco. Dopodiché ci siamo fermati sulla costiera che porta a Trieste nella zona di Barcola e abbiamo proseguito e concluso il nostro percorso all'ingresso di Trieste visitando il faro della Vittoria. And I'm taken back with every drag that I breathe in. And I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border of crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. I'm addicted. I can feel the burn with every sip I take and I'm drunk on you again. Il castello di Duino è costruito sul promontorio dove si ergeva una fortificazione di origini romane. È stato edificato dal capitano imperiale Ugone di Duino nel 1389, in sostituzione del Castelvecchio risalente al X secolo, di cui sono ancora visibili le rovine su uno sperone roccioso a picco sul mare. I'm addicted. Get enough of you. Everything that you do, you give me rush. Just one touch, I'm so strung out on your love. I want you in the palm of my hand. L'attuale castello ha avuto vari proprietari, ma da oltre 420 anni appartiene al casato della Torre di Valsassina. I'm addicted. I'm addicted to you. To you. To you. Durante la dominazione romana, la baia di Sistiana accoglieva l'élite patrizia che veniva qui in villeggiatura. Nel secondo secolo sono state aperte alcune cave di pietra che servivano per la costruzione e l'ampliamento delle vicine città. Alla fine dell'Ottocento fu dato impulso al turismo, portandola ad essere con grado una delle più rinomate località della Venezia Giulia asburgica. In una di queste antiche cave di pietra, negli ultimi anni, e con il disappunto di molti amanti della natura incontaminata, è stato edificato un villaggio turistico con alberghi, appartamenti e un porticciolo dedicato agli ospiti di questo moderno complesso.
castello di Miramare è stato costruito da Massimiliano di Asburgo a partire dal 1856. È circondato da un grande parco di circa 22 ettari, caratterizzato da una grande varietà di piante. Il castello e il parco hanno una storia molto interessante, che non si può riassumere in questo video, ma che si potrà ben apprezzare con una visita guidata. Barcola è un quartiere tra Miramare e Trieste. Già nel I secolo a.C. i Romani si erano insediati in questa zona, ma in età moderna è stata principalmente un insediamento di pescatori fino a che nel XIX secolo i triestini iniziarono a costruire qui le loro residenze. Oggi, nel periodo estivo, tutti gli abitanti di Trieste si riversano su questi 6 km di costa per godere del sole, dell'acqua e dell'ombra delle pinete. Il Faro della Vittoria nasce immediatamente dopo la Grande Guerra, sulla base del progetto dell'architetto Arduino Berla. Aveva un duplice scopo: commemorare i caduti del primo conflitto mondiale e celebrare il passaggio della città di Trieste al Regno d'Italia. L'angelo segnavento è realizzato in rame dallo scultore triestino Giovanni Maier.